per cambiare la camera d'aria di una ruota di bicicletta. Allora, avrete bisogno di questo ferro che si chiama un smonta gomma. Allora, in prima ci vuole cominciare a cacciare a gomma dell'oggetto, ma solo di una volta. Mica bisogno di fare due onde. Due passi, dove ci vuole cacciare a camera d'aria, e poi tirare. Allora, a camera nuova. A camera nuova ci vuole sempre aggiungere un po'. Ci vuole aggiungere un po', nada di rimetterla. Solo un po', mica bisogno di rimettere di rotta, ben sicuro. Allora, lo scopo di gonfiarla è per evitare, quando rimettiamo là, di pizzicare e di farla schiattare. Allora, a barba passa sempre dentro un tubo, dentro un cerchio. Ecco la passata a barba e in quei diti ci vuole appoggiare una camera per fare niente nella gola. Ecco la rimette a camera, ora ci vuole rimettere a gomma dentro il cerchio. E alla stessa parte per la camera ci vuole appoggiare quei diti. Ecco la riparare a nostra volta. Ora per la pressione. Come per il vittura, la pressione che ci vuole mettere nella volta è sempre stampata nella gomma. Allora, normalmente ci vuole tra questi 7 bar, tra 7 e 8 bar. Ripiù a un bomba.
vuoi detribare e ora ci vuoi rimettere a ruota dentro la bicicletta. E infine pensate soprattutto bene a sempre rimettere staffarvi un gurno. Ecco là riparò la vostra bicicletta. Arrivederci da voi figli a sta video, abiti qua bene e al prossimo.